40 secondi di paura anche in Veneto. Poco dopo le 7, le due lunghe scosse di terremoto che hanno svegliato nel peggiore dei modi buona parte dell'Italia centro-settentrionale. Nella nostra regione tensione soprattutto nelle province di Padova, Venezia e Vicenza, con il tremore intenso di oggetti e mobili, riflesso delle scosse che avvenivano nelle Marche. Una quarantina in tutto, la più forte alle 7,07, magnitudo 5,7 della scala Richter, la seconda alle 7,12, magnitudo 4. L'epicentro del sisma è stato registrato in mare a 21 km a nord-est della costa pesarese, a circa 8 km di profondità al largo dell'Adriatico. La scossa delle 7,07, la più forte mai registrata sulla costa settentrionale marchigiana da 90 anni, è dovuta, secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, al fronte della catena appenninica sepolta sotto il mare Adriatico, che si sta accorciando tra i 2 e i 4 mm all'anno. Il panico, scattato in diverse città delle Marche, con gente in strada impaurita dal sisma, ha spinto a un controllo immediato di eventuali danni a persone ed edifici, a partire dal sopralluogo aereo dei Vigili del Fuoco. Esito fortunatamente negativo, le scuole comunque sono state chiuse per precauzione e il traffico ferroviario sospeso. Molte sono state le telefonate dei cittadini veneti preoccupati ai Vigili del Fuoco, ma nel nostro territorio non risultano danni, spiega l'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Botaccin, che a nome della regione lancia un messaggio alle Marche. Esprimiamo totale solidarietà e vicinanza per il terremoto che ha fatto tremare un territorio che ancora porta le ferite della recente alluvione. La regione, conclude Botaccin, è disponibile, come ha sempre fatto, qualora ne nascesse il bisogno, a inviare in loco come supporto i volontari della protezione civile e i dipendenti pubblici abilitati alla verifica della tenuta statica degli edifici.